Buongiorno e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Solo poche eccezioni. A partire dal 1° febbraio il Green Pass sarà necessario per accedere alla maggior parte degli esercizi commerciali. È atteso tra oggi e domani il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la lista dei negozi nei quali non sarà richiesta la certificazione verde. Nella riunione tecnica organizzata ieri si sarebbe trovato l'accordo su una lista limitata di acquisti pass free. Oltre ad alimentari e sanitari, anche i negozi di ottica o per l'acquisto di pellet o legna per riscaldamento, così come i carburanti. Sarebbe ancora in corso una valutazione per quanto riguarda le edicole e i tabaccai. Quanto all'evoluzione della pandemia, il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri ha fatto sapere che la variante Omicron corre, ma fra i vaccinati è meno grave. Potrebbe essere già stato toccato il picco dei contagi e verosimilmente si assisterà a breve a una decrescita dei casi che consentirà di rivedere le misure anti-Covid. Proprio ieri il professor Fabio Barbone, a capo della Task Force regionale, aveva indicato il mese di gennaio, sulla base dell'analisi dei dati raccolti, come quello del raggiungimento del picco e dell'inizio della discesa delle infezioni anche in Friuli Venezia Giulia. I medici di base continuano a essere in affanno per l'emergenza Covid, ma la situazione rispetto alla scorsa settimana parrebbe essere in lieve miglioramento. Lo rivela il presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, Gianluigi Tiberio. Sentiamo. Ambulatori che scoppiano, fuoco di fila di telefonate, soprattutto per avere indicazioni su come comportarsi in caso di contagio. È il quadro disegnato dal presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, Gianluigi Tiberio, secondo il quale la situazione rispetto alla scorsa settimana è leggermente migliorata, ma va tenuta comunque alta la guardia. Abbiamo avuto una settimana piuttosto impegnativa l'altra settimana. Questa settimana ci troviamo sempre in una situazione di numerosi casi, ma forse stiamo osservando una situazione di plateau, cioè la situazione è un po' stazionaria. Speriamo che sia un'impressione confermata nei prossimi giorni e che possa preludere alla diminuzione del numero di contagi. C'è però sottostante un'altra valutazione che dobbiamo fare con attenzione. Se il virus continua a circolare ha anche le capacità di mutare e quindi di diventare qualcos'altro. A questo proposito, quindi, il rischio è che venga fuori una nuova variante con delle caratteristiche più aggressive e con delle caratteristiche anche più pericolose. Si allarga la lista degli indagati per l'omicidio del giovane a Trieste nelle scorse settimane. La procura ha deciso di indagare anche la ragazza contesa dai due giovani con l'accusa di favoreggiamento. C'è anche il nome di Letizia B, l'iniziale del cognome. Nel registro degli indagati, la ragazza di 19 anni con cui Robert Trajkovic, il 17enne ucciso il 7 gennaio scorso a Trieste, aveva iniziato una frequentazione. A soffocarlo con il cordino di una felpa, Ali K, l'iniziale del cognome, 21enne con cui si conoscevano fin da piccoli ma ex fidanzato della ragazza. Lo conferma il capo della procura di Trieste, Antonio De Nicolo. L'inchiesta è coordinata dalla PM Lucia Baldovin e a indagare sono i carabinieri. La giovane è al momento indagata per favoreggiamento. La ricostruzione sommaria vede la vittima, il 17enne di origine serba, che la sera di venerdì 7 gennaio esce di casa per raggiungere la 19enne in una affittacamera in via Rittmeier 13. Qua ad attenderlo c'è però Ali, che dopo una breve collutazione all'ingresso lo strozza con il cordino di una felpa. Il corpo viene nascosto quindi nel sottoscala dove resta fino alla sera di sabato, quando un inquilino nota un piede. I carabinieri in pochissimo tempo ricostruiscono l'accaduto e rintracciano il 21enne che in un primo interrogatorio dà in escandescenza e viene ricoverato all'ospedale di Cattinara e poi il mattino successivo ammette il delitto. Gli inquirenti ora vogliono capire il ruolo di Letizia e se sapeva della morte del giovane e delle intenzioni del suo ex, visto che erano stati insieme fino a pochi attimi prima del delitto. Ed è il lutto a Cividare del Friuli per la scomparsa di Berto Blasutig, noto panificatore della pasticceria Cattarossi, protagonista per tanti anni della realizzazione della gubana gigante da Guinness dei primati. La triste notizia si è diffusa questa mattina nella città ducale, suscitando vasto cordoglio. Passiamo alla cronaca. La porta di ingresso della sede della Lega di Tolmezzo è stata imbrattata da vandali che hanno scritto con un pennarello nero "No Salvini", cercando di coprire con scarabocchi il simbolo del movimento. Il gesto è stato ripreso da un cellulare e condiviso sui social media, lo rende noto la Lega con un comunicato. Sul fatto è intervenuto l'europarlamentare e coordinatore Lega FVG Marco Dreosto, per il quale non si possono più tollerare atti di vandalismo contro il nostro movimento. Questo vile gesto
gesto arriva poi a poche ore dalle minacce ricevute dal nostro presidente Fedriga Maiano, che era anche dovuto essere messo sotto scorta mesi fa per altre minacce ricevute. Il clima d'odio è arrivato ad un livello inaccettabile. Ancora a cronaca, amici e parenti non lo vedevano in paese da diversi giorni e ieri sera è scattato l'allarme. Sul posto a Tarcento, al confine con Magnano e Riviera, sono intervenuti i vigili del fuoco con carabinieri e sanitari. Aperta la porta è stata fatta la triste scoperta. L'uomo, 54 anni, era morto. È possibile abbia avuto un malore alcuni giorni fa e che non sia riuscito a chiedere aiuto. Il decesso è da ricondursi a un arresto cardiocircolatorio. La salma è stata affidata ai parenti e anche una donna anziana è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Martignaco. Pare sia stata colta da un malore diversi giorni fa. La salma è stata composta in camera mortuaria a disposizione dell'autorità giudiziaria. Perde il controllo della sua auto e finisce all'interno di un canale nel Roncalli Tor Viscosa. A causa delle ferite riportate, in stato confusionale dopo l'impatto, non riesce a uscire dall'abitacolo né a chiedere aiuto. La vettura, semisommersa dall'acqua, viene notata solo intorno a mezzanotte. Sul posto intervengono i vigili del fuoco di Cervignano e l'equipaggio di un'ambulanza. L'uomo, 81 anni, di San Giorgio di Nogaro, viene soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale di Palmanova, dove sarà curato anche per uno stato di ipotermia. Non sarebbe in pericolo di vita. Pare che l'uomo sia rimasto all'interno dell'abitacolo nel canale almeno un paio d'ore. I rilievi da parte dei carabinieri. Un incendio scoppiato poco prima di mezzanotte ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco insieme ai carabinieri, alla polizia locale e ai sanitari a Gorizia, al terzo piano di uno stabile in fase di ristrutturazione in piazzale Municipio. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di una stanza producendo molto fumo. Salva la coppia di ottantenni che abita nell'alloggio, controllata sul posto dai sanitari. Una giustizia più efficiente e vicina ai cittadini è l'obiettivo che si pone un progetto di circa 9 milioni di euro che coinvolge 14 università italiane, comprese quelle di Udine e Trieste. Sentiamo. L'Ateneo Friulano è tra i protagonisti di un progetto di ricerca da quasi 9 milioni di euro per migliorare il sistema della giustizia del nostro paese. Sono 14 le università italiane, coordinate da quella di Bologna, che partecipano a Uni for Justice, con l'obiettivo di contribuire ad un'organizzazione della giustizia civile e penale più efficiente, efficace e vicina ai cittadini. Il progetto è finanziato dal Ministero della Giustizia per la sua importanza strategica nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La sua durata è di 1 anno e mezzo. L'Università di Udine si occuperà, assieme a quella di Trieste, dell'attuazione del progetto negli uffici giudiziari del distretto della Corte d'Appello di Trieste e riceverà una quota di finanziamento di quasi 605.000 euro. L'Ateneo Friulano parteciperà con un gruppo di ricerca coordinato da Luca Penasa, docente di diritto processuale civile. Il progetto, sottolinea la direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche Elena D'Orlando, costituisce per il mondo accademico un'importante occasione di collaborazione con il sistema della giustizia per dare un contributo effettivo e concreto alla rigenerazione del nostro Paese in questo momento, per molti versi unico e decisivo. Il campo operativo riguarderà gli uffici giudiziari di primo e secondo grado di 5 distretti di Corte d'Appello: Ancona, Bologna, Trento, Trieste e Venezia. Si punterà tra l'altro a potenziare la digitalizzazione dei flussi documentali, ad individuare modelli di intelligenza artificiale, legal data analytics, per favorire l'ottimizzazione dei processi decisionali, ma anche a creare strategie di comunicazione con il cittadino capaci di aumentare la fiducia nella giustizia. La Dunata degli Alpini di Udine, slittata a causa della pandemia al 2023, sarà resa possibile e in sicurezza grazie all'accoglienza diffusa che verrà predisposta per organizzare il raduno delle penne nere. La commissione operativa nell'ultimo incontro ha delineato alcuni progetti da mettere in campo. Il più importante è proprio quello volto a non congestionare troppo il capoluogo friulano con i radunisti che saranno accolti nei comuni limitrofi alla città. Inoltre, nel novero dell'ospitalità e dei servizi da offrire agli alpini di ritorno in Friuli, la commissione ha anche pensato all'emissione di un Alpini Card, una tessera che consentirà di ottenere agevolazioni, ingressi museali gratuiti, oltre che a dei pacchetti di visite guidate scontate nelle località più caratteristiche della regione. Elezioni amministrative ad Azzano Decimo, uno dei comuni più grandi che quest'anno andrà al voto. Per il dopo Marco Putto, il centrosinistra ha deciso di puntare sul giovane assessore Enrico Guin.
Enrico Guin è il candidato a sindaco per il centro-sinistra ad Azzano Decimo. Per il dopo Marco Putto, in vista delle elezioni amministrative di quest'anno, PD e Lista Civica Azzano insieme hanno puntato sul 26enne assessore al commercio. Una sfida importante quella raccolta dallo stesso Guin, che tra le altre ha promesso di mantenere alta la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e una contenuta pressione fiscale. Un testimone che mi sento di dire ha un peso specifico veramente pesante. Testimone soprattutto perché raccolgo una buona amministrazione a cui ho partecipato negli ultimi 5 anni e sicuramente il compito di cercare di continuare a mantenere ad Azzano una buona amministrazione e un buon governo del territorio, sia dal punto di vista della partecipazione, della vitalità e vivibilità del territorio, ma anche dal punto di vista della capacità amministrativa, fiscale e contabile del comune, quindi mantenere le tasse basse, cercare di continuare il percorso di abbassamento dell'indebitamento pro capite del comune, tutta una serie di cose che abbiamo fatto in questi 10 anni e che dobbiamo assolutamente continuare a fare. Lupi a un centinaio di metri dalla scuola elementare sono stati fotografati questa mattina poco prima delle 8 a Casali Sega di Timau, frazione di Paluzza. Le foto sono state inviate al presidente della Federazione della Caccia del Friuli Venezia Giulia Paolo Viezzi dal direttore della riserva di caccia di Cercivento, che ha allertato il Corpo Forestale regionale per rilevare tracce ed elementi che consentano di capire il numero dei lupi presenti sul territorio. I cacciatori sono allertati da tempo e nel caso di avvistamenti occasionali li segnalano alle autorità competenti. In passato sono stati segnalati avvistamenti di lupi che attraversavano la strada, ma quello di oggi è considerato il più importante di tutti per la vicinanza di un luogo sensibile come una scuola elementare. Ed è partita la 16ª edizione della rassegna d'arte contemporanea Take Care of Yourself, curata da Eva Comuzzi e Orietta Masin, promossa e organizzata dal Circolo Arci Cervignano, inaugurata dalle 2 location selezionate per la mostra, la Casa della Musica e Galleria Stona Cervignano del Friuli. Proseguirà fino al 4 febbraio. Tutti i linguaggi culturali sono strumento di rinascimento individuale e collettivo, di affinamento delle libertà e delle consapevolezze, di predisposizione alla contaminazione con l'altro e il mondo. Un grande impegno politico e democratico, ha detto Alessia Zambon, assessore comunale alla cultura. Cervignano, ha aggiunto, è orgogliosa di essere il grembo da cui nacque 16 anni fa la prima e unica rassegna d'arte contemporanea della Bassa Friulana. Si tratta di un vero spazio di ricerca in cui nuove generazioni di artisti si intrecciano ad artisti del territorio e internazionali in un percorso che si snoda tra video, pittura, scultura e installazioni, hanno osservato le curatrici Eva Comuzzi e Orietta Masin. E per questa edizione è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi ricordo l'appuntamento tra poco con gli approfondimenti di A Voi la Linea. Buon pomeriggio.